purtroppo ci sono state anche delle parentesi un po' difficili da vivere, degli episodi, insomma, quando si parla di tolleranza direi proprio intollerabili. E penso a Roma, penso a Milano, penso anche a Firenze più di recente. Quello che ti volevo chiedere è come si fa a metabolizzare episodi di quel genere? Come si fa ad andare avanti? All'inizio è molto difficile perché pensi di sbagliare te, pensi di sbagliare urlando che qualcuno ti ha ferito. Mm. Quello che è bello è che la città te lo ricorda che non sei proprio sbagliato, che sei la persona giusta. Penso che possiamo ancora combattere ancora di più questo problema e spero che lo faremo ancora di più, ma vedo che con gli anni passati che già siamo andati avanti. E io ho parlato di questo da poco anche con Giorgio Chiellini, che so che tra l'altro ti ha chiamato dopo l'episodio di Firenze. Mi sono vergognato da italiano, in particolare poi da toscano, perché poi è successo a Firenze. Noi dobbiamo fare la nostra parte, però rimane sempre una parte piccola, perché finché a livello superiore le istituzioni, in questo caso si va anche sopra le istituzioni calcistiche, non danno una svolta, sarà sempre inutile. Che cosa ti ha detto un capitano come lui, un grande campione come lui? Giorgio lo voglio molto bene, solo sul campo quando gioco contro non posso essere il suo amico, ma fuori campo è una persona straordinaria. Lui mi ha veramente sempre difeso su tutti, diciamo, su tutti i fronti, è una persona che mi ha dato pure consigli da calciatore e da uomo. Ha detto che lui era molto dispiaciuto, che si è scusato al nome di tutta l'Italia. Alla fine è una lotta che dobbiamo avere tutti e lui è la prima persona che mi ha sempre detto che era con me. Questo mi ha aiutato ad andare avanti e questo penso che è un buon segno per il futuro. Mi sembra di intuire che tu riesca a prendere sempre il lato positivo di tutto quello che ti accade, anche delle cose negative, anche degli episodi un po' più complicati. Forse perché riesci anche a farti forte, no? Delle manifestazioni d'affetto che hai avuto spesso. Penso per esempio ad Irrati, l'arbitro, durante la partita del 2016 tra Lazio e Napoli, che è venuto da te e ti ha detto: Kalidou, io sono con te, se vuoi interrompo la partita. Sì, è una persona che stimo molto, è un gesto molto forte perché lui mi ha dato un altro pensiero, diciamo, visione degli arbitri, perché una persona così che è venuto con tutto il calma e mi ha detto se c'è un problema fermiamo la partita. Io ero completamente sorpreso, ma di questo lo devo ringraziare perché lui mi ha dato anche la forza di iniziare a pensare a lottare veramente di tutte le mie forze contro questa discriminazione e penso che lo posso ringraziare perché con l'uomo che sono oggi anche grazie a lui. E invece quei 60.000 tifosi al San Paolo, perché ancora si chiamava San Paolo, che hanno indossato la maschera con il tuo volto, che sensazione ti hanno lasciato? Lì forse sei diventato figlio di Napoli veramente. Quando sono arrivato sul campo e che ho visto tutti questi tifosi con la mia faccia ero molto molto sorpreso, molto, diciamo, un po' di timidezza perché Non te l'aspettavi? non me l'aspettavo proprio, era bellissimo. Poi mi sono detto siamo 22 sul campo e c'è tutti questi tifosi con la mia mascherina che mi sostengono, che sono dietro di me. Questa città, questi tifosi mi hanno sempre dato tutto, io li voglio sempre rendere qualcosa. Spero che lo sto facendo sul campo, ma anche fuori campo li voglio un sacco di bene quando mi vedono in giro per il centro, per la città. Possiamo dire quello che vogliamo quando vado fuori per giorni che torno a Napoli, veramente sono felicissimo perché quando vedi l'affetto che questa gente ha per me io posso solo essere contento e felice.